Benvenuti a tutti i tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscriviti al canale per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli! Forza Napoli! Antonio Cassano si è proiettato allo scontro al vertice tra Napoli e Inter in programma sabato alle ore 18 al Maradona. Se l'Inter vince a Napoli, per me è finito il campionato. La squadra di Inzaghi, in caso di vittoria, taglia fuori il Napoli definitivamente dalla corsa scudetto. L'Inter senza l'Atalanta poteva anche giocare per 2 risultati su 3 e invece in questa situazione deve provare a vincere al Maradona. Philip Billing si racconta. Lo fa ai canali social ufficiali del Napoli, che ha pubblicato un video a pochi giorni dal suo esordio a Como. Il centrocampista danese fa un viaggio tra l'infanzia e i suoi obiettivi futuri. Quando ero bambino il mio idolo era Ronaldinho, giocava al Barcellona, era colui che mi faceva venire voglia di giocare. Andavo nel campetto vicino casa e provavo a fare le sue giocate. C'erano poi ovviamente Maradona, Pelé, quei giocatori con cui crescevi e che ti facevano amare il calcio. Billing spiega i sacrifici per diventare calciatore e cosa lo ha spinto a non mollare mai. La gioia di vincere anche nei momenti difficili. Alla fine il duro lavoro ripaga. E quando le cose vanno bene devi comunque mantenere lo stesso atteggiamento, non esaltarti troppo. Allo stesso modo, quando vanno male, non lasciarti abbattere, perché alla lunga ti renderà più forte. Sogno è sempre stato giocare la Champions e il Mondiale. Da bambino era quello di poter giocare in un grande club. Il Napoli è probabilmente il traguardo più importante della mia carriera finora. Qui tutti ti amano e vogliono farsi foto con te, si sente subito che è un posto caloroso. Questo ha un impatto su di noi perché quando scendi in campo giochi col fuoco dentro, penso che sia fantastico. Come sono? Sono una persona semplice, mi piace rilassarmi, non ho ancora con me la mia Play ma mi piace giocarci. Mi piace la fotografia e sto imparando a dipingere. Come altri sport amo il paddle, in Danimarca è molto popolare. Seguo anche l'hockey sul ghiaccio. Mi piace guardare il tennis, ma non giocarci. Alcaraz è il mio preferito. Napoletano? Sto provando a impararlo ma è molto difficile. Ho imparato fratm, fratello. Ma devo impararlo. Devo imparare il napoletano, non l'italiano. Hernanes, ex fantasista di Lazio e Inter, ha parlato a Sport Mediaset, concentrandosi sulla lotta scudetto e non solo. Il Napoli non ha un problema realizzativo. Le squadre che vincono il campionato devono essere solide e avere la giusta mentalità, una mentalità che va acquisita. Nella partita contro l'Udinese ho notato che Conte non fosse troppo tranquillo. Napoli-Inter? Avere più competizioni sicuramente ti può influenzare. Sarà una partita a scacchi. I nerazzurri provano sempre ad imporre il proprio gioco. Anche a Torino contro la Juventus hanno fatto così. Sei tifoso del Napoli? Il Napoli sarà campione di scudetto? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!